Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Ciao da Nicoletta e eccoci di nuovo a Lugano, di ritorno dal corso di Italo. Rifate ancora il suo palloncino più che puoi. Ciao Italo, Italo Pentimalli, è un complimento perché è stato veramente bello. E penso una cosa, che quando una persona ottiene certi risultati è perché la sua congruenza, la sua umiltà, il suo cuore non possono che avere quello che tu hai avuto. Quindi Italo, grazie davvero perché sei una persona vera e sincera e per me sono qualità uniche, grazie. E grazie anche ad Alberto Ferrarini con cui abbiamo condiviso questa esperienza, è stato un piacere per me connetterlo a Italo, un grazie anche a Francesco. Alberto, tra virgolette, rubo la metafora che hai usato perché in realtà è una cosa che si dice da sempre. Noi siamo la somma delle persone che frequentiamo di più, perché pensa a livello vibrazionale si sa, per chi mi ascolti da casa, che veniamo fortemente influenzati dalle persone. Alberto ha usato una bella metafora, quindi un applauso a Ferrarini e ve la rifaccio. Lui ha detto questo: siamo fatti d'acqua, sappiamo che la maggior parte del nostro corpo è fatto d'acqua, siamo fatti di vibrazione, e immagina questa scena di avere dei bicchierini. Riempio il primo bicchierino e questa è una persona che frequento, questa è un'altra persona che frequento, questa è un'altra persona che frequento, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra ancora. E quindi il bicchierino è bello limpido, è bello pulito, è cristallino, perché sono persone con una buona vibrazione, sono persone che ci danno l'anima, sono persone che ci fanno sentire bene. Cosa accade se questo sono io? E quindi io sono la somma di tutto ciò che mi circonda, e quindi inserisco in me tutte le vibrazioni delle persone con cui interagisco. Vediamo se ci stanno. Sì. E se nel mio entourage c'è un'unica persona che ha una vibrazione negativa, che è, come chiamo io, il vampiro di energia, cosa succede? Che basta una goccia dell'energia di quella persona per inquinare tutta l'acqua, per inquinare tutta l'energia, per fare in modo che tutto purtroppo si oscuri. So che è forte quello che ti sto dicendo, però ho imparato in questi anni a fare anche dei tagli molto molto forti. È stato doloroso all'inizio e, come si può dire, salutare poi. Perché spesso cosa accade? Che se noi continuiamo a vivere delle vibrazioni sbagliate, il nostro corpo si ammala, il nostro animo si ammala, non si evolve più. La metafora della natura può essere questa, è una cosa che a me fa e ha fatto male, solo che la natura insegna. Se ho un cesto pieno di mele ed ho un'unica mela sana tra tante mele marce, quell'unica mela sana, ahimè, non sana le altre. Viceversa, e lo sai, se ho un cestino di mele sane e un'unica mela marcia, malata, bacata, nel tempo cosa farà? Andrà ad intaccare tutte le altre. Ricorda, sei la somma delle persone con cui passi più tempo. Scegli le persone con cui stare, scegli le persone che ti alimentino l'animo, scegli le persone che ti fanno evolvere, scegli le persone che ti danno quella possibilità di fare quel passo oltre, di crescere. E io in questi giorni mi sento veramente molto molto grata, connessa. Sento che ho dei collaboratori splendidi, di là dalla video c'è, che sta riprendendo, c'è Giada, c'è Linda, c'è Manuel, Dani, Danny, Giacomo, Valentino, Samuel. Anzi, pensate, ho incontrato oggi la mamma di Samuel, mi dice: sai, domani sera io sono con il papà di Samuel perché c'è il suo compleanno e Samuel preferisce venire da te, abbiamo un corso. E le dico: ma no, dai, digli che venga con voi. Samuel è una persona di onore, è una persona che si è dato parola, ha dato parola, ha 14 anni. Ti rendi conto delle persone che ho vicine? Ieri sera sono stata un sacco di tempo con Andrea Fredi, con cui stiamo creando un nuovo libro, sarà molto molto bello, uscirà a settembre. Ciao Patatero, ciao Andrea! E parlavamo di come entrambi in questo periodo ci sentiamo evoluti, ci sentiamo più centrati, più tranquilli, sentiamo che le situazioni fluiscono molto di più e siamo molto molto più attenti alle sincronicità, perché quando qualcosa deve essere non c'è
non c'è storia, è ed è così, ed è già così. E quindi davvero frequenta le persone che ti innalzano l'anima, frequenta le persone che ti danno un plusvalore, e quella persona che ti può inquinare, abbi la forza di dire ti voglio bene, ti ringrazio, hai fatto un pezzo di strada con me, solo che è giusto che con amore le cose non siano più. E sicuramente ci sarà una persona così. Io ho fatto delle scelte importanti negli anni che mi hanno fatto molto molto male all'inizio. Adesso ho una consapevolezza che mi porta a dire che quello che deve essere è e sarà, senza forzature, perché quando si forza per ottenere qualcosa si paga pegno, sempre, comunque. E quindi circondati delle persone che ti fanno stare bene, ama sempre di più, perché se innalzi la tua vibrazione attiri le vibrazioni giuste. E ancora ciao Italo, grazie, sono strafelice che ci vediamo giovedì. Ciao Alberto, ci vediamo a casa tua mercoledì notte, arriviamo, e un abbraccio. Vi voglio bene dal cuore, perché quando siete luminosi attirate luminosità. Ciao, ciao ciao. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal.